Ancora medaglie che si assegnano, prima serie ragazze, i 200 misti. Giada Alzetta, corsia 4, Gymnasium, miglior tempo di iscrizione. Vediamo quindi ai 50 metri la situazione dopo la prima frazione, quella della farfalla. Rita Cerveglieri 31,43, Elisa Spera 31,60, Martina Favero 31,74. Presentiamo intanto la seconda serie assolute. In corsia numero 1 Sofia Sabadin, alla 2 Andrea Elena Lion, in corsia numero 3 Alessandra Mia Rifulcis, alla 4 Rachele Bonora, alla 5 Alessia Cunegatti, in 6 Emma Crispo, alla 7 Elisa Allibardi e in corsia numero 8 Serena Marchetto. Dunque siamo ai 100 metri, si chiude la frazione dorso. Martina Favero in corsia 7, 36,74, Giada Alzetta 36,71, Rita Cerveglieri 37,17. Cerveglieri bronzo ai criteria nei 400 misti, mentre Giada Alzetta ha vinto qui al meeting di Halloween le gare dei 100 e 200 rana, quindi proprio con questa terza frazione potrebbe allungare e andare via. Infatti l'atleta della società del Friuli Gymnasium Pordenone, che fa il vuoto proprio con la frazione preferita della rana, guadagna davvero tantissimo. Vediamo nel dettaglio: 40,60 per lei. Cerveglieri 43,81, Favero 44,35, vicina anche la Tonazzo a 5 centesimi soltanto dalla terza posizione, quindi tutto da decidere in questa frazione dello stile libero per quanto riguarda il podio e nel particolare la terza posizione, mentre là davanti arriva il tris di vittorie. Dopo le due nella rana vince anche i due misti, Giada Alzetta 2,22 e 67, Rita Cerveglieri 2,24 e 69, quindi proprio Giorgia Tonazzo che con lo stile libero è terza, 2,26 e 2 centesimi.